Eccoci qua, venerdì sera, fine settimana lavorativo. Domani mattina vi voglio portare con me a pescare. Ci fermeremo nel Levante Ligure e vedremo un po' dove andare domani mattina. Questa sera pioggia, domani mattina pioggia, quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di riparato o qualcosa di molto interessante, approfittare magari anche in questo periodo dove non si vedono tantissimi pesci di una zona dove esce fuori un torrente, un fiume con un po' d'acqua sporca. Vedremo domani mattina. Intanto vi porto con me nella mia cucina a vedere un po' le esche per domani. Ho recuperato qualcosina di interessante in pescheria all'ultimo secondo. Ho recuperato qualcosa in un negozio di pesca di fiducia e mi è arrivata qualcosina da molto distante della Tecnopesca, sempre al top, che voglio farvi vedere. Quindi eccoci qua nel reparto esche, la sera prima della battuta. Gran rifornimento da parte della Tecnoesca, sempre esche disponibili soprattutto quando organizziamo l'ultimo. Domani avrò anche a disposizione americani in grande quantità. Tecnoesca appunto viene spedita dentro un gel apposito e sottovuoto, quindi la conservazione è pari senza additivi o trattamenti particolari. Viene spedita con queste belle scatole in polistirolo che trattengono tutto il freddo, arrivano direttamente col ghiaccio, quindi potete ben pensare. Domani proveremo calamari, seppioline. Queste belle seppioline, soprattutto questa mi fa impazzire, guardate la grandezza. Proveremo queste seppioline calamari e le metteremo a confronto con i nostri calamari Sputnik della Tecnoesca. Ovviamente le mie canne saranno accompagnate con altre canne sempre con l'americano. Oggi piove, quindi domani un po' di acqua sporca, speriamo in qualche ombrina, in qualche sargo, in qualsiasi cosa. Siamo a gennaio, quindi quello che viene viene. Sono curioso di mettere a paragone le due esche. Calamaro preso questa sera in pescheria e calamaro Sputnik conservato con gel e spedito. Quindi ce ne sarà delle belle, speriamo, perché siamo comunque nel periodo forse peggiore per la pesca. Vediamo, amici. Eccoci qua amici, 6 meno un quarto, siamo arrivati a destinazione, nuovamente nella bellissima Foce dell'Entella. Quest'oggi ci riproviamo, ha piovuto finora, abbiamo aspettato un attimino che spiovesse e adesso andiamo a pescare. Buongiorno a tutti amici. Allora, per questa mattina, per iniziare, abbiamo due canne con gli americani e una canna che voglio provare con una seppiolina Amide l'1 0,35. Non vado su fluorocarbon o quant'altro perché l'acqua è talmente sporca che sarebbe superflua come scelta, non è molto importante. L'importante è presentare un bel amo e un bel filo, in modo da non preoccuparci. Sempre la servidora vicino a noi,
postazione con tutto necessario, sgammatore, aghi, adesso ci appoggerò anche le forbici e le nostre esche. Quindi eccola qua la nostra seppiolina, bella intera, 0,35, e quest'oggi mini trave basso, già creato, 150 sfera, che reggerà sicuramente più il mare rispetto a altri tipi di piombi. Nodo e si parte. Quindi eccoci qua, 7-20, tutte e tre le canne in acqua, due canne con l'americano 0,25 fluorocarbon, destra e centrale, e in fondo la nostra seppiolina. Adesso vediamo un po' come va questi primi lanci, più che altro per il diametro dei terminali, poi vediamo se aumentarli ancora. Il mare, un bel mare oggi, bello arrabbiato, non è eccessivo ma fondale abbastanza profondo, quindi sicuramente corrente. Lo strano risultato della mezz'ora in acqua della nostra seppiolina, assolutamente più niente. Questo è veramente strano. 7:15, le prime luci dell'alba, inizia a vedersi un pochettino meglio la situazione, i primi controlli, i primi rinneschi, e si riparte a pescare, amici. Adesso proveremo a fare un innesco con la seppia, una seppiolina che abbiamo aperto, e all'interno un tubicino folterato, così da renderla più galleggiante possibile, chiusa col filo elastico 0,35 a modello 1. Qui il risultato finale, si può ben vedere il tubetto flotterato, seppiolina bella dura, testa completamente integra, corpo bello compatto e rigido. 7:30, tutte le canne nuovamente in mare, seppia e due americani. Ci ha raggiunto anche il nostro amico Riccardo che si sta preparando, quindi siamo pronti a scatenare nuove canne in mare, nuove possibilità per il team di vedere qualcosa in questa spiaggia, una foce dell'Entella, una spiaggia molto particolare. Entella alla nostra sinistra, ieri ha piovuto, questa mattina anche, quindi tanta acqua dolce in uscita, mare sporco, acqua torbida, una spiaggia abbastanza profondina, vediamo anche dall'onda, bella potente, granulometria abbastanza importante, ghiaione, sabbia misto, qualche roccia, e si continua, amici. Ecco Giorgio, pesce in canna sulla seppia. Vediamo, siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Non gli andare troppo incontro, Gio. Attento Gio.
siamo quasi, è sullo scalino. Ci siamo quasi. Non serra, Gio. Vedo che lo perdi, Gio. Ottimo momento. Serra preso. Eccolo qua, il mio primo serra. Incredibile che non abbia tagliato lo 0,40. Seppiolina flotterata che abbiamo visto prima in montaggio. Davvero un combattimento di una potenza incredibile. La presenza di serra abbiamo deciso per un bel cavetto d'acciaio collegato al nostro 0,40 di terminale. Abbiamo aumentato leggermente la misura dell'amo e abbiamo sempre flotterato all'interno la nostra seppia, quindi siamo pronti a rilanciare. Eccoci qua, pronti, terza canna, seppiolina americano in mare, terza canna in partenza, il nostro Riccardo sulla nostra destra, anche lui si dà un grande affare. Un mare bello torbido davanti a noi, un bel venticello e si continua. Aspettiamo, mi sono preparato questo calamaro. Adesso lo vedete, praticamente l'ho tagliato, l'ho accorciato visto che era abbastanza grande, ho messo all'interno un tubetto intero di flotter, l'ho richiuso e poi ho montato la testa girata sempre col filo elastico in modo da tenerla. Poi ovviamente in pesca il risultato sarà tutto insieme. Le due alette in fondo del totano rimangono invariate e non toccate dal filo elastico, quindi anche una naturalezza maggiore. E vediamo, adesso tra una mezz'oretta lo facciamo partire anche questo, amici. Quasi le 11, è il momento di provare i nostri calamaretti Sputnik della ditta Tecnoesca. Me ne sono già preparati due, uno normalissimo 0,40 a Model 1 e uno flotterato. All'interno un tubetto flotter della stessa grandezza del calamaro, girato col filo elastico, sempre a Model 2 0,40. Quindi battuta terminata, inverno uguale predatori, e quest'oggi ne abbiamo avuto la conferma nuovamente lungo la foce dell'Entella tra Chiavari e Lavagna. Quest'oggi la terza canna dedicata al predatori ha avuto buon esito e un bel serra è venuto fuori. Io vi ricordo di continuare a iscrivervi al canale perché le avventure non finiscono mai e ne vedremo ancora delle belle.